qua è via Abbazia e adesso stiamo per raggiungere Corso Martiri della Libertà. A partire da questo tratto, quindi dal bar Tecla, si cominciano a vedere macchine parcheggiate sia a destra che a sinistra. Dopo c'è qualcuno. Prima volta che vedo biciclette che percorrono Corso Martiri della Libertà nel verso corretto e non contromano. Incredibile. Ecco qua, te pareva. Bicicletta contromano. Perché tutto pieno. Porca miseria. Fa fuori il colombo. Ecco, questo qui è via Spalti, che a partire da domani, mercoledì 9 dicembre, verrà percorsa in senso contrario a quello che stiamo facendo noi adesso. E quindi è la seconda via che permetterà di accedere a Corso Martiri della Libertà. Quindi si potrà accedere per via Spalti oppure entrando per Borgo San Giovanni, che adesso invece è chiuso perché è zona a traffico limitato. Qui sulla sinistra si vede il percorso ciclopedonale riservato appunto ai pedoni e alle biciclette per chi vuole arrivare in centro storico, e sulla destra invece i parcheggi strisce bianche, quindi saranno a disco orario presumibilmente. E qua siamo in via Valle, senso unico di via Valle. È rifatta tutta la segnaletica qua orizzontale, si vede molto bene. L'asfalto, posso dirlo, fa schifo, pieno di buche e di avvallamenti, un disastro. Però vabbè, la segnaletica è stata rifatta. Questo è proprio, sentite i sobbalzi della macchina quando si passano sopra questo ultimo tratto di via Valle. Adesso giriamo qua a sinistra. Via Lisonzo e via verso nuove avventure. Domani quindi vi mostrerò come sarà la nuova viabilità. In teoria dovrebbe esserci l'inversione dei sensi di marcia in Corso Martiri della Libertà, quindi il punto lo faremo domani, vedremo cosa accadrà e quali sono gli effetti, i primi effetti. Quindi a domani, ci sentiamo domani, ciao!